Luigi De Laurentiis, è un onore averla qui a Portofino. Abbiamo appena ricevuto il premio per la serie Vita da Capo. Serie TV o film? Ma entrambe, perché il mondo dei contenuti oggi è andato verso tanti tipi di contenuti diversi, tanti format diversi, ci sono sempre state le serie, è ovvio che con l'avvento delle piattaforme le serie sono diventate un format ancora più fruito da tantissimi spettatori che oggi si abbonano a tutte queste piattaforme che poi ogni anno sfornano tantissime serie belle, intelligenti, con contenuti che sono sempre più importanti e costruiti, che diciamo alfabetizzano il pubblico in maniera migliore, soprattutto per il nostro paese, che per tanti anni magari è stato abituato a vedere un prodotto diverso, e quindi è sempre un bene. Quindi noi adesso abbiamo finito la serie di Vita da Carlo, adesso andremo su un film, poi magari torneremo su una serie. Diciamo che per noi produttori l'importante è costruire un prodotto che sia per il pubblico, per un pubblico il più largo possibile. Ma parlando appunto di pubblico, quindi i giovani, le serie TV, più serie TV, meno film, meno sale cinematografiche. Ma dipende, perché in verità vedere tanti contenuti fa venire voglia di più contenuti, quindi in verità probabilmente le serie possono portare anche i giovani di più al cinema quando vedono un prodotto che si sposa con i loro desideri, con quello che vorrebbero vedere. Quindi in verità dipende da quello che si vede dall'offerta cinematografica. Forse bisognerebbe lavorare un po' di più dal punto di vista italico sul tipo di proposta che arriva nelle sale, e cercare di intercettare di più un pubblico giovane che comunque quando c'è un titolo dimostra di voler andare in sala, e quindi probabilmente tanti contenuti fanno sì che magari, ecco, col maltempo, con le temperature rigide, si stia più a casa perché c'è più scelta, questo sì. Però è anche vero che poi si prende più gusto a vedere un contenuto, e quindi poi magari si va di più al cinema di prima, dipende. Questo grande contributo delle film commission per quello che è, insomma, il supporto a voi produttori. Beh, le film commission sono fondamentali. In Italia devo dire che si stanno muovendo in tanti, più di prima, e la Liguria in questo caso è stata attivissima con la serie Vita da Carlo, perché dovevamo girare a Sanremo, dovevamo rappresentare il Festival di Sanremo, ed è una film commission con Cristina Bolla che ci ha aiutato veramente tanto, perché ci ha messo a disposizione un po' tutto, quindi siamo stati molto facilitati ed è stata una bellissima collaborazione, e il risultato poi si è visto perché siamo riusciti a girare on location su tutto, e quindi a ricostruire in maniera perfetta quello che poteva essere un Festival di Sanremo, ma fiction. Sentivamo vociferare di una serie TV per l'ascesa dei biancorossi, la storia dell'ascesa dei biancorossi, quindi parlando anche di questo altro grande amore del vostro gruppo verso il calcio, quindi non solo cinema e anche il calcio. Ma no, sinceramente in questo momento no, siamo più concentrati diciamo sul lato tecnico sportivo, però dico sempre che diciamo nel mondo del calcio, la Serie A, Serie B, Serie C, bisognerebbe fare come ha fatto la Formula 1, quindi raccontare un anno intero seguendo tutte le squadre, magari una per volta, ma insieme in parallelo, e raccontare poi tutto l'insieme di chi vive da dietro le quinte tutto quello che accade, quindi dai giocatori ai preparatori, ai manager, agli allenatori, perché la gente ha fame di questo contenuto, e per la Formula 1 per esempio è stato un grandissimo volano che gli ha esploso ancora di più il mercato mondialmente parlando, quindi secondo me nel calcio bisognerebbe raccontare molto di più. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci al prossimo. All'anno prossimo, grazie. Grazie.